Benvenuti a noi del Civico 2662, la prima puntata dell'anno, perché anche noi il 7 abbiamo fatto un po' di ponte. Benvenuti a noi del Civico, anno nuovo, vita nuova, studi nuovi, e abbiamo sicuramente una puntata tutta da ascoltare. Grazie a coloro che sono già sintonizzati, vedo che molti sono già in linea. Allora andiamo subito a presentare il mio compagno d'avventura a noi del Civico, Alberto Salaorni. Benvenuto Albi. Ciao Gigi, buonasera a tutti, ti vedo molto in forma, veramente. Guarda, insomma, bisogna iniziare bene l'anno, ma sono in forma soprattutto perché ho altissima qualità di ospiti oggi, allora andiamo subito a presentarli. Giornalista, conosciutissima a Verona, Mariangela Bonfanti. Benvenuta Mariangela e grazie. Grazie per l'invitazione. E poi lui è scrittore, giornalista, autore di testi, compositore di musica, Gianfranco Iovino. Ciao Gianfranco. Grazie, buonasera a tutti. Allora, un collega, quindi, un collega. Sì. Noi a Gianfranco dobbiamo il fatto che ci ha pubblicato tu nell'agenda del 2019, sì. Io e Albi in quella del 2020 come veronesi dell'anno. Sì, è stata una bella esperienza conoscere tanti talenti nostrani che meritano, credo, molto di più anche di un annuario. Bisognerebbe dare molto più spazio e visibilità, perché qui c'è una fucina di grande genialità, di talenti. Perché poi e cita la testata che è Verona 7. Sì, Verona 7, certo. Sì, Verona 7, che ogni anno, oltre che durante l'anno, io sono uno dei coautori a livello di giornalismo che intervista tante eccellenze a livello di Verona, a fine anno viene raggruppato, diciamo, quello che è ritenuto più meritorio di attenzione e di archivio, e viene fatto questo annuario dei veronesi dell'anno, che in un anno quale questo, dove lo spettacolo, lo sport è stato ridotto così tanto, gli eventi non è che ce ne sono stati tanti, eppure abbiamo riempito 80 e passa pagine di grandi risorse ed eccellenze. Assolutamente. Sai Albi, Mariangela poco prima di andare in onda mi diceva: ma c'è una scaletta, di cosa parliamo questa sera? Gli ho detto: guarda Mariangela, visto che siamo un po' tutti over 50, abbiamo una storia di vita da raccontare, quindi non ci sono problemi. Non ho esagerato. No, tu di pure quello che ritieni giusto, solo che no, la cosa più corretta essere un'arma a doppio taglio, perché non ne veniva fuori. Quindi la cosa più corretta sarebbe da dire di cosa non parliamo. Bravo, bravissimo. Allora, come sempre, la sigla parte qualche minuto dopo l'inizio della trasmissione, e io ricordo soltanto, saremo insieme in diretta sulle pagine Facebook e su YouTube, sul canale Avelia HD. Per interagire con noi basta entrare sulla pagina Facebook di Noi del Civico 2662, postare un commento, può essere una domanda ai nostri ospiti, ma può essere anche semplicemente un augurio o una vostra riflessione. E adesso sigla! Albi, ti abbiamo visto ieri a TG Domenica di Telenuovo con i segni zodiacali. Sì, ma ha coinvolto la nostra cara amica Susanna in questa. Ho dovuto studiare la notte prima, ho dovuto studiare i segni, perché io, sai, insomma, vabbè, qualcosa so di zodiaco, però c'era questa storia, volevamo un po' iniziare l'anno dedicando un po' di canzoni ai segni zodiacali, e quindi insomma è stata una cosa carina. Albi Fox. Se vuoi la possiamo riproporre anche stasera. Hai già pronto? Allora io direi, non so se hai già un segno. Mariangela, di che segno sei? Sagittario. Hai già qualcosa? Allora, del Sagittario abbiamo tanto ho io. imparato che segno di fuoco, Bravo, aspetta, scusami, Bravo. Quindi positivo, generoso, estroverso, avventuriero e viaggiatore, vero o no? Bravissimo, tutte belle qualità. E quindi
Io, guarda, avrei pronta questa cosa qua. Così, fa così. Si intitola L'ombelico del mondo. Ah, perfetto. Questo è l'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo. È qui che si incontrano facce strane di una bellezza un po' disarmante, pelle di ebano di un padre indigeno e occhi smeraldo come il diamante, facce meticce di razze nuove come il millennio che è già iniziato, e questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando, questo è l'ombelico del mondo, l'ombelico del mondo, l'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo per il Sagittario. Per il Sagittario. Segno di grandi orizzonti. E la caratteristica sì, del Sagittario qual è, Albi? Dicevamo allora che è positivo, ovviamente ce l'abbiamo qui davanti, ce l'hai in sì. studio, positivo, generoso, estroversa, avventuriera e viaggiatrice. Soprattutto Ti viaggio con l'anima e col pensiero, Ti oltre ritrovi? che assolutamente, Ecco. assolutamente, mai E quindi- limiti. Senti, Senza dai, frontiere. iniziamo subito e faccio delle domande un po' personali, anche come state vivendo questo momento, sia professionalmente sia nella vita di tutti i giorni, costretti un po' Parli per entrambi? Sì, parliamo. Io appunto, siccome ho il mondo in casa, problemi in questo momento non ne ho, mi rendo però conto che se andiamo avanti ancora di questo passo, tanti perderanno certi equilibri perché non è facile da gestire una realtà di questo tipo. Ci siamo tutti sulla stessa barca, cerchiamo in qualche maniera di continuare con le nostre attività, con i nostri interessi, questo è molto importante, cercando di poterli in qualche modo anche portare avanti, perché se uno ha delle attività esterne con le restrizioni eccetera non è certo possibile vivere come prima, quindi qualche aggiornamento, aggiustamento va fatto e bisogna essere molto con i piedi per terra in questo momento. Sì, Gianfranco, non siamo abituati, vero, ad un tipo di vita così. No, perché è così privata la libertà dal pensiero all'azione che secondo me ci diventa difficile adattarci quando poi è un tempo così dilatato, così lungo. Noi che dicevamo siamo over 50, ne abbiamo viste di Parlate cose. per voi. No, io e lui, no? Che siamo over 50, ne abbiamo viste di cose, abbiamo visto il secolo cambiare, abbiamo davvero tante cose, le torri gemelli e chissà quanto altro ancora, si spera. Però un evento del genere credo che sia paragonabile forse alla guerra, che non abbiamo vissuto, ma che comunque ci fa intendere cosa sia essere privati di qualsiasi libertà, di qualsiasi possibilità. E dove prima era facile dire basta essere positivi, oggi dire positivi non sta bene, bisogna dire essere propositivi perché altrimenti vieni tacciato di qualcosa che non va. Fanno il tampone subito. Brava. Però dentro di noi io credo che ancora la speranza, la fede o comunque la volontà di credere che supereremo anche questa deve essere il motivo trainante per fare in modo che noi ne usciamo fuori, perché altrimenti diventa difficile vedere il sole oltre le nuvole. Vi siete fatti un'idea di come sarà quando si uscirà finalmente da questo tunnel, quando, insomma, perché abbiamo visto questa primavera, dopo diciamo, le restrizioni di marzo, aprile e maggio, poi da giugno veramente c'è stata un'impennata veramente di voglia di stare insieme, nonostante ci fosse ancora un preallarme. Io credo che dopo un primo periodo di grande euforia dove ci riappropriamo di spazi e di consuetudini che sono nostre, credo che poi il risvolto, l'altro lato della medaglia, sarà un pochettino pesante da sopportare, da subire, perché ci dovremo sì riappropriare di spazi, ma anche di cose che fino a ieri erano nostre e oggi ci stanno disabituando sempre di più. Vediamo i film in TV e quando due si abbracciano, si baciano, quasi ci viene da dire ma è possibile fare questo? Perché ormai ci stiamo quasi disabituando a quella che è invece la nostra natura, cioè quella di assembrarci, condividere e partecipare. Secondo me sarà difficile. Guarda, dipende molto, sì, come sarà questo condizionamento, perché sai che di solito il cervello per riprogrammarsi ha bisogno di 21 giorni, qui ha la voglia dei 21 giorni, quindi c'è veramente una, in qualche modo una direzione che ti stiamo prendendo, quindi
questo cambierà le nostre abitudini sicuramente, poi ci saranno anche quelli che avranno voglia di scatenarsi quando sarà il momento di aprire la gabbia, poi bisogna vedere anche quanti soldi rimangono per potersi godere la vita con viaggi e con cene, ristoranti eccetera, perché c'è anche questo problema economico che è molto forte. I giovani se possono, sì, sicuramente troveranno il tempo per stare insieme come abbiamo visto, insomma, quindi con gli assembramenti in Piazza delle Erbe, fuori dai locali, ad orari diversi, però a un certo punto abbiamo sempre vissuto così, cioè noi viviamo in una società consumistica dove ci hanno detto che dobbiamo comprare questo, dobbiamo comprare quell'altro, non dobbiamo lesinare su niente, e dopo tutto di colpo non devi fare questo, non devi fare quell'altro, eccetera. Cioè, è veramente a livello sociologico direi un banco di studio non da poco questo, epocale. Senti, hai sentito, per riprogrammare il cervello ci vogliono 21 giorni, dice Mariangela, è una nota molto particolare. Albi? Ma io ti devo dire che insomma, normalmente sono 21 giorni, anche in situazione normale. In questo momento forse sono addirittura raddoppiati per me, quindi, però insomma dai, cerchiamo di darci da fare comunque. Senti, io vorrei, dato che abbiamo fatto una dedica per Mariangela, giunto il Sagittario, io vorrei fare qualcosa per la Vergine. C'è qualcuno in studio della Vergine? In due siamo, pensa, ci siamo accorti poco fa. Lui è nato il 3 settembre, io il 2 e lui il 3 settembre, per cui siamo anche molto vicini. Siete ecco, tra i segni fortunati, perché proprio è stata scritta una canzone che si chiama Like a Virgin. Te la ricordi? Sì. Like a virgin, touched for the very first time. Like a virgin, when your heart beats next to mine. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Tra l'altro, voglio dire, vergini, scusa, intelligenti, razionali, attenti ai dettagli, concentrati su se stessi. Vedo che ho imparato bene la lezione. Oh, grande. Poi Enrico Sasso è nato il 1 settembre, per cui 1, 2, 3. Enrico Sasso. Enrico Sasso? Sì. Era Enrico Sasso? Quando non ho visto, era lui? È lui, sì. Lui sì, è sì. Washington. Lui ci ascolta da Washington. Dai, non ci credo. Sì, è un carissimo amico, abbiamo fatto il militare assieme, ci segue tantissimo, loro sono di Washington, quindi insomma, tanti saluti Enrico. Sì. Allora, salutiamo Enrico e salutiamo anche Gaetano. Guarda cosa ti scrive Albi. Nell'82 avevo un ristorante con plateatico, ricordo perfettamente Mariangela veniva in bianco e brillava di luce. Wow. Insomma, come stasera, in bianco dopo un po' di anni, insomma. Sempre vestita come allora. Sempre uguale. Come stasera, insomma. Assolutamente. E poi c'è un bel messaggio di Marta Barletta, che tu conosci molto bene. E ti ricordi con la White Project? Sì. Eccolo qua. Certo. Guarda, sta mandando Certo. un bellissimo messaggio. Continuate, ricordiamo, per interagire con la nostra trasmissione, pagina Facebook Noi del Civico, dove seguite la diretta, postate un commento a margine e noi lo passeremo in diretta. Ecco, arriva un altro messaggio, questa volta per Gianfranco. Ciao Gianfranco, dalla tua Torre del Greco. Un vecchio regista, Gino. Sì, perché tra i miei trascorsi napoletani, vengo da Torre del Greco in provincia di Napoli, ho fatto tanto anche teatro, filodrammatica, e i napoletani ce l'hanno un po' dentro, sì, no? nel sangue. E infatti quando sono poi arrivato qui a Verona mi è mancata un po' quella che era la filodrammatica, quella che era fare teatro, perché significava spirito di aggregazione, di socialità, e poi preparavamo delle commedie mesi e mesi per fare 1 o 2 spettacoli, a volte in case di cura, comunque in tutti i centri dove era bello fare arte d'altro. Una volta siamo stati anche al carcere di Poggioreale a fare un evento e poi non volevano farmi uscire più, e ancora oggi mi chiedo se perché volevano che recitassi ancora o perché
ero proprio da Verona è ricca mettere in di galera. compagnie teatrali, ce ne sono Sì. tantissime, sì. e anche in lingua partenopea. Sì, e ne ho intervistato uno, credo che sia uno dei più importanti, Enzo Rapisarda, con i suoi Certo. 50 anni, che mi ha trasmesso integralmente quanto è difficile stare con le ali tarpate, cioè legati su una sedia, quando invece vorrebbe un palcoscenico, un in applauso, questo periodo. vorrebbe una possibilità di dimostrare quanto è Tra bello le fare categorie arte. penalizzate È ci una sono delle sicuramente più anche penalizzate. loro, sì. Sì, Senza alcun dubbio. poi Enzo è un guerriero, Sì. quindi lui non molla mai, Il siciliano giustamente. doc. Senti, io ho l'occasione per la prima volta di avere ospiti in studio due giornalisti, no? E volevo un po' capire da dove nasce questa loro passione e anche questo loro talento. Partiamo da Mariangela Bonfanti. Quando hai deciso di diventare giornalista e qual è stata la strada che poi hai intrapreso? Ma io sono nata sul palcoscenico perché ero giovanissima, mi piaceva cantare, poi ho abbinato al canto le presentazioni, poi decidi se diventare cantante, quindi artista, eccetera, oppure se fare altro. E sulla strada si è presentata appunto quest'arte della presentazione, della comunicazione, dello stare con la gente sul palcoscenico e poi attraverso le radio private all'epoca, e poi sono arrivata a Nova Radio a Verona. Nova Radio poi ha aperto le porte alla TV, quindi è nata Telenuovo non lo dico, no, abbiamo fatto i 40 anni l'anno scorso nel 79, e il Nuovo Veronese, quindi da lì tutta quanta la gavetta di pubblicista, praticante e poi professionista da tanti anni ormai. E quindi la televisione, però ho sempre affiancato anche l'attività esterna, quindi sui palcoscenici, presentazioni, dai convegni agli spettacoli, alle manifestazioni, per la fiera. Insomma, tanta strada. Poi hai fatto delle Mariangela, scusami, posso chiedere a Mariangela, scusa, perché dato che mi ha detto che cantava, interessante sapere che cosa, qual è il genere che preferisci, giusto così ci prepariamo, Gigi, giusto? Sì. Magari la prossima volta... Allora, a me piace il rock ovviamente, però all'epoca si cantavano soprattutto brani italiani, da Battisti a Mina. Io ero una Quindi allieva pop, di quindi Ravazzi, pop. del maestro Ravazzi, che è stato anche il maestro di Gigliola Cinquetti. Sì, ho fatto diverse cose per qualche anno, poi ecco, sempre come cantante ma anche come presentatrice ho partecipato 2 anni al Rally Canoro di Corrado Montoni, il famoso presentatore. Io cantavo con l'orchestra di Luciano Fineschi come cioè in ogni tappa, perché Sì, quindi Rally voglio Canoro dire- era un po' come un cantagiro. Facevamo tappa in ogni città d'Italia, abbiamo fatto veramente durante l'estate dei tour lunghissimi, estenuanti ma molto belli, dove c'erano dei momenti di musica, di presentazione, di gioco, ed era soprattutto un concorso canoro, per cui c'erano dei cantanti dilettanti che si iscrivevano e poi c'era al finale il salso maggiore. Però io ogni sera cantavo Quindi Gigi con dobbiamo Fineschi. All'epoca strappare con una lui, promessa. allora ti dico cosa cantavo con Fineschi, non so se tu ricordi quella canzone di Lara St. Paul, se non fosse tra queste mie braccia la inventerei. Ecco, questo era uno. Dai, prova No, non me la ricordo nemmeno più. No, tra l'altro chiedevo a Pablo, c'è una cartella di foto d'album e c'è qualche foto dannata, come si dice, di Mariangela Bonfanti, magari se riusciamo a pescarla. Nel frattempo c'è una nostra telespettatrice che si chiama Agata De Nuccio, quindi probabilmente dal cognome non dovrebbe essere veneta e dovrebbe È essere... una poetessa. È una poetessa. Che abita qui a Verona ed è Abita qui a molto Verona. apprezzata Sì. come poetessa. Sì? È Eh? una tua... Amica. Sì? Legge tanto e leggerà hai anche scritto per me. qualcosa di lei? Sì, l'ho intervistata, l'ho conosciuta, lei è molto attiva, molto presente qui a Verona ed ha un talento, quello di saper scrivere la vita in poesia, in rime. Molto brava. E poi c'è un bel complimento che ti fa Marta, dice grazie Gianfranco per quello che dici, quindi state apprezzate le tue parole. C'è la foto di Mariangela anni 70? No, dopo la vedremo successivamente. E tu Gianfranco come sei nato giornalista? Sono nato perché dovevo ripagare una donna che nell'età in cui scuole elementari, soprattutto il triennio della scuola media,
è stata proprio mortificata da una serie infinita di momenti davvero, davvero critici per lei. A me commuove perché stiamo parlando di mia mamma, che quando era convocata a scuola o comunque durante i periodi in cui si parlava con gli insegnanti, aveva sempre lo stesso risultato: ero pessimo in tutte le materie, in particolar modo in italiano. E c'era questa professoressa che mi è rimasta dentro in maniera profonda, ma che comunque ringrazio, perché lei sosteneva che io avessi dei problemi, una fantasia così fervida che bisognava assolutamente andarla un pochettino a capire più approfonditamente, con cure da psicoanalisi quasi. E vedevo questa povera mamma che tornava a casa disperata e non sapeva cosa fare. Io, quando poi siamo venuti qui a Verona, volevo farle un regalo, volevo ripagarla di tutte quelle mortificazioni. Mi sono iscritto all'albo dei giornalisti del Veneto, ho fatto il mio iter ed altro. Purtroppo, quando ho ricevuto il tesserino, lei è venuta a mancare poco prima, però so che comunque dovunque sia mi abbia poi destinato un sorriso, perché l'ho fatto soltanto per lei. Che belle parole, davvero. Oggi sono belle parole, ma quella insegnante io non la dimentico più, perché tutto nacque da un tema, era una traccia libera dove, pensa un po' quanti anni fa e quanto mi è rimasto impresso. La traccia da sviluppare era "Raccontami di un amico a casa che è venuto a casa". Io non so perché inventai che a casa fosse venuto Renato Zero, e forse molto probabilmente ci misi così tanta fantasia che questa signora rimase così stupita da chiamare mia madre il giorno dopo e dire: secondo me bisognerebbe portare suo figlio a una cura, a capire cos'è che ha in testa, perché è troppo fervida questa fantasia, quasi pazzia. E io rimasi male quanto mia madre, e oggi non so più dov'è questa signora. Comunque la ringrazio, perché sono diventato scrittore e giornalista. Ti ha dato una traccia, vero? Bella l'idea. Significativa, davvero significativa. Allora, Agata manda un bellissimo messaggio, dice siete generosi, e poi ancora Andrea, c'è un bel messaggio di Andrea che ci saluta. E Albi, siamo pronti per andare, visto che siamo alla prima puntata dell'anno, con qualche altro segno? Sì, io direi comunque riprendiamo dal Capricorno, perché insomma sono quelli che in questo periodo festeggiano gli anni, no? E tra l'altro c'è un cantante italiano molto importante che è nato il 6 gennaio, che è Adriano Celentano. Sì. E quindi nel 76 aveva questa canzone che è tremendamente attuale, che si chiama Svalutation. E la benzina ogni giorno costa sempre di più, e la lira cede e precipita giù. Svalutation, svalutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi vanno giù. Svalutation, svalutation. E io, amore mio, non capisco perché cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation, svalutation. Con il salario di un mese compri solo un caffè, gli stadi sono gremiti ma la gente dov'è? Svalutation, svalutation. Oh no, è veramente incredibile come abbia... È una canzone che per il testo potrebbe essere stata scritta il mese scorso. Sì, infatti, gli stadi sono gremiti ma la gente dov'è? Continuiamo a svalutarci in tutti i sensi. Qualche mese, sì. Assolutamente. Sì. Dai, allora, abbiamo l'ultima creatura di Gianfranco Iovino, che si chiama Io sono Paola. Questo è il suo nuovo romanzo, che tra l'altro tocca anche un tema davvero delicato. Gianfranco. Sì, perché è un tema che è così delicato che fa paura. Fa paura perché è un po' come quelle brutte malattie che quando se ne parlano a volte giriamo le spalle, ma non perché siamo disinteressati, perché ci fa finanche paura l'idea che possa colpire, possa riguardare anche noi. Il caso di Io sono Paola, si parla di pedofilia, un tema che per me, quando l'ho scritto, sono padre di una bambina, per me resta sempre una bambina, anche se oggi ha 24 anni, ma in quel tempo in cui era ancora più adolescente, a me faceva paura l'idea che
in quel periodo in cui l'ho scritto c'era quasi ricorrente questa notizia di cronaca che stavano sventando tante bande di pedofili nel Veneto come in altre parti d'Italia, ed erano insospettabili, quelli della porta accanto, della stessa famiglia, professionisti e quanto altro. Allora mi ha inquietato al punto tale da andare un pochettino a ricercare le origini, i motivi, quanto più possibile di questa atrocità, e mi sono reso conto che invece c'erano solo ed esclusivamente interventi di donne che parlano di questo furto di innocenza che le viene perpetrata contro, che però segna clamorosamente la vita di una donna. Da quel momento, da quando delle mani assassine le stanno rubando tutto il piacere di vivere, il gusto di credere nell'amore e negli uomini, e da quel momento in avanti c'è una sequela infinita di tristezza che, se si attecchisce nei pensieri, diventa depressione, se invece nei gesti non ti fa avere voglia di fare niente, e nel caso di Paola, ma di tante realtà come Paola, ti fa addormentare di notte con la voglia di morire, perché ritieni la tua vita insulsa, non più meritevole di attenzione, e la mattina dopo ti sveglia il primo pensiero di giornata che è: perché sono ancora viva ad interpretare una vita così scialba, quando quello a cui dovevo dare tutta me stessa e soprattutto in cui dovevo credere fortemente è stato il mio primo assassino, che è il padre. E da lì poi si è scatenata questa necessità di andare ad approfondire il tema della pedofilia e della depressione, che purtroppo mi dispiace il fatto di continuare a verificare che tante donne, amiche e quanto altro, leggono questo romanzo e poi si confidano con me in una mail, in un momento di assoluta confidenza, che raccontano che anche loro hanno subito delle violenze, perché la violenza non è solo quella sessuale del corpo, ma è la gestuale, è quella delle imposizioni, è tutto quello che vieta la libertà di essere. Quella è violenza che si scatena su un essere umano. E anche nei posti di lavoro, vero Mariangela? Questi temi sono attualissimi. Fanno Purtroppo... parte ma da sempre, cioè non è che purtroppo una novità. Il problema della pedofilia è emerso anche attraverso il lavoro importante delle forze dell'ordine, attraverso le ricerche online, quindi la rete ha consentito di far emergere fortemente questo bruttissimo fenomeno diffuso. Purtroppo poco si può fare. Sì. Io sono Paola, il nuovo libro, il nuovo romanzo di Gianfranco Iovino si trova in tutte le librerie e anche online, giusto? La possibilità certo. Di acquistarlo online. Sul poco c'è da fare, invece non sono d'accordo. Sì, nel senso che bisogna denunciare, sì, bisogna portare alla luce, però sappiamo che soprattutto se queste violenze avvengono in ambito familiare non è difficile, certo, ma è difficilissimo. Però ci sono delle entità, delle strutture, in questo caso specifico c'è un'associazione a cui ho destinato i diritti d'autore, che è la Caramella Buona, che dal 97 è impegnata nella lotta contro la pedofilia, la pedopornografia e soprattutto il sostegno, perché poi è facile indire delle giornate contro la violenza, contro la fame, contro qualsiasi cosa, ma sono giornate che restano fini a se stesse, e soprattutto sono giornate che invece di risolvere il problema, secondo me acuiscono ancora di più il bisogno di non parlarne, perché ti senti la vittima del momento, della giornata, e invece non dovrebbe essere assolutamente così. No. E io credo che ci siano delle strutture, ci siano degli eroi minori a cui noi possiamo dare soltanto merito, ringraziarli e casomai farli conoscere di più, perché hanno bisogno di questa opportunità, di questa stima nostra. La Caramella Buona, l'associazione, siamo partiti dall'ultimo lavoro, abbiamo detto il libro, il romanzo di Gianfranco Iovino, Io sono Paola, e la trasmissione invece di Mariangela Bonfanti, la trasmissione il bene di vivere. C'è un filo che collega sicuramente queste... Sì, voglia di vedere le cose buone che ci sono, perché ci sono nella vita. Nel caso della mia trasmissione è un progetto che avevo da tanto tempo, poi è diventato un programma che va in onda su Telenuovo e si può anche seguire in streaming. Ecco appunto le immagini
repertorio sì, il backstage praticamente della trasmissione. È la seconda edizione, io ho fatto una prima edizione durante il lockdown, doveva iniziare a ridosso, poi tutto quello che è successo ha creato un po' di disagi anche a noi, però abbiamo voluto andare in onda ugualmente con le prime puntate, le altre le abbiamo registrate, la trasmissione è andata bene, adesso siamo alla seconda edizione. Il filo conduttore è appunto il bene di vivere, trasversale a tutto, quindi tantissimi argomenti trovano spazio nel programma. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale, mondo digitale, di rapporto con l'ambiente, con gli animali. Il giorno più bello, che sarà la puntata in onda questa settimana con Giulia Bolla, che è una wedding planner, parleremo dei matrimoni. Poi abbiamo argomenti come la terza età, però vista sempre da un punto di vista l'età del nuovo inizio, quindi in una chiave che tiene fede appunto a questa filosofia che è data dal titolo Il bene di vivere. E quando mi inviterai? Assolutamente più presto. Io porterò il malessere di vivere. No, allora fuori subito. No, che deve poi portare comunque al bene di vivere, perché allora, è la preziosità. Il titolo prende, è il contrario infatti del male di vivere, che è la depressione. Esatto. Infatti il bene di vivere è la deve portare a quello, certo. Assolutamente. Sì, c'è Elena che ti ha fatto una breve recensione molto intensa, la stiamo passando, un libro che non lascia respiro e che sicuramente va letto. Mentre Albi, il segno del Capricorno che hai fatto poc'anzi è stato gradito perché insomma Mara Miranda è dello stesso segno, e quindi poi c'è un complimentone che arriva per Albi in diretta. Si merita un applausino, dai. Ascolta, ma gli acquari li possiamo fare? Non possiamo fare l'acquario, anche perché così lo dedichiamo alla nostra amica Susanna Carli, perché insomma è quella che poi ha avuto questa idea. Allora, che è dell'acquario? Quindi il pezzo è The Age of Aquarius, vi ricordate Air, il musical? When the moon is in the seventh house and Jupiter aligned with Mars, the peace will guide the planets and love will still start. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius. Aquarius, Aquarius. Bravo. Salutiamo Gaio il calzolaio, un grande amico che ci sta seguendo. Ci fermiamo, abbiamo un break e poi continueremo con i segni zodiacali made in Alberto Salaorni e ovviamente con i nostri ospiti, con Mariangela Bonfanti, con Gianfranco Iovino. A tra poco. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Viviani, il meglio del pesce. Viviani porta ogni giorno il mare in tavola. Seleziona e valorizza i prodotti freschi e congelati provenienti dai mari di tutto il mondo. Il pesce viene consegnato in giornata garantendo standard di qualità, sicurezza e freschezza elevatissimi. Le celle frigorifere contengono un'ampia varietà di pesce e crostacei lavorati da mani esperte con la massima cura in ambienti quotidianamente sanificati. Un magazzino costantemente rifornito offre la certezza di trovare sempre ciò che il cliente richiede ai prezzi più convenienti.
Viviani fornisce prodotti per la ristorazione di fresco e surgelato, cucina e gastronomia pronta, confezionamento per supermercati e pescherie. La forza di Viviani è l'alta qualità del prodotto e il servizio capillare 365 giorni all'anno e un controllo di qualità interno con personale qualificato per garantire ai clienti trasparenza e sicurezza. Viviani è a Pastrengo, Verona e sui banchi dei migliori supermercati. Viviani, il meglio del pesce. Vuoi vedere tutte le partite del miglior basket italiano, comprese la Serie 2 e la Serie B, tutti i playoff e la tua squadra del cuore? Abbonati ad Internet con Avelia. È nata Internet Flash, la nuova offerta di Avelia per Internet a casa o per la tua azienda. A partire da €29,90 la velocità di Internet sino ad 1 giga, annullamento del canone Telecom e chiamate verso tutti, tutto incluso. Abbonati subito e ricevi in omaggio un abbonamento LNP Pass, la TV della Lega Nazionale Pallacanestro, per vedere in streaming con la fibra di Avelia tutti i match della Tezenis Verona. Solo €29,90 e attivazione scontata del 50%. Chiamaci subito allo 045 92 00 030. In questo intermezzo abbiamo parlato anche un po' di calcio, ovviamente Gianfranco tifosissimo del Napoli, mi sembra, almeno dalle foto che posti sui social. Ognuno ha le sue passioni, le sue croci, io tipo per il Napoli. Ognuno ha i suoi difetti. 25 anni fa quando sono venuto qua me la sono vista un po' brutta. Oggi sono cambiate le cose. Sì, insomma, diciamo che Hellas Verona e Napoli non sono gemellate, diciamo così. Però insomma quest'anno secondo me c'è una bellissima squadra a Verona, il Napoli insomma... Possiamo parlare di altro, no? Sì, parliamo sì, soprattutto perché siamo all'annuario dei veronesi 2020. Perché credo che la prossima settimana ci sia Verona-Napoli, per cui c'è tempo per parlare. Fra 2 settimane c'è il Bologna e poi il Napoli. Ecco, per cui quindi il Verona contava, sentivo di fare 6 punti nelle prossime 2 partite, non dico. Non commento, grazie. Guarda che se apriamo un file così vedrai quanti messaggi arrivano. Esatto. Vero Albi? È meglio... Sì, mamma mia. Le ostriche easy. Si sono i fan d'Italia. Ecco, Taglia l'aria. No, ma stiamo scherzando ovviamente. Certo, non c'è... Scusami, dato che stavi parlando di ostriche. Però... Di ostriche, stavo parlando, posso dare un po' avanti, perché scusami, i pesci, no, perché sennò a questo punto ci areniamo, dobbiamo fare le prossime puntate. Allora, dedicata ai pesci, che sono anche questi uno dei pochi segni che hanno avuto l'onore di avere una canzone scritta proprio per loro, da Venditti, e fa così. Ed il rock passava lento sulle nostre discussioni. 18 anni sono pochi per promettersi il futuro, ma tutto quel che voglio, dicevo, è solamente amore ed unità per noi, che meritiamo un'altra vita, violenta e tenera se vuoi. Nati sotto il segno dei pesci. Bellissima, bellissima Albi. Allora abbiamo fatto il Sagittario, la Vergine, il Capricorno e adesso i pesci, giusto? Abbiamo fatto anche l'Aquario, giusto? Acquario e pesci, sì, esatto. Acquario, pesci. Vabbè, no, perché entro il 19 non possiamo dimenticare qualche segno. Sì, se no. E invece parliamo di questo annuario, i Veronesi 2020, come scovi i personaggi, come riesci a fare questa ricerca, ma soprattutto poi quali sono state le interviste che più ti hanno un po' colpito? Perché sono quasi sempre delle segnalazioni che io poi approfondisco e che meritano secondo me di essere conosciute di più. C'è un personaggio che conosci anche tu che è Virginia Tortelli, che è la rana del Garda, sì? Che se tu vai ad ascoltarla e chiederle perché arriva tanto, cioè a queste missioni così belle, ti rendi conto che nasce da un dolore quella sua forza d'animo che per l'appunto l'ha portata
a realizzare grandi record, grandi prestazioni, che continua, che comunque parte tutto dal lutto avuto dal fratello, Sì. per cui è, secondo me è una cosa molto importante. E così ce ne sono tantissimi altri, come dicevo, c'è tanta scultura, c'è tanta qualità nel modellare dal niente forme artistiche, Piera Legnaghi, Sabrina Ferrari, persone che molto probabilmente noi le abbiamo qua e non siamo in grado di approfondire. Adesso non so se la questione nasce da una difficoltà ad avere... Sta passando la foto di Maria Teresa Ferrari, La cura sono io, la Bravo. sua associazione. Anche qui c'è un altro grande dolore, che è proprio che l'ha combattuto malattia. e lo sta continuando a combattere, e ne ha fatto una forza d'animo dal punto di vista di volerne fare un'associazione, stare dalla parte di chi soffre per davvero, per far reggere l'urto di un dramma quale può essere una malattia, un tumore, che quando, soltanto quando ti viene diagnosticato ti rendi conto che il mondo si sbriciola clamorosamente. E poi tanti altri personaggi, ci sono i volti noti della televisione che entrano dentro casa. C'è un certo Gigi Vesentini, che è storia, non è che è poca roba. Poi, tantissimi altri. Guarda questa foto, per esempio. Qui è un'abbinata secondo me molto importante, perché Sì. Albi è un talento e ce l'abbiamo qui oggi con noi, e qui quell'abbandono così inaspettato di Renato dei Kings, che sembrava che non potesse assolutamente darci un dolore così forte, e invece con lui la Verona Beat, tu molto più di me la conoscete, la potete raccontare, va via una parte di quella grande storicità musicale che appartiene a Verona. Adesso parlando di Renato, altri amici che ci hanno lasciati nell'anno precedente per questo stramaledetto male, che dobbiamo assolutamente fare in modo che sia storia il prima possibile, sia qualcosa da raccontare, non più vivere in prima persona. Amici come Stefano Dorazio, come Proetti, cioè, è un anno così brutto quello che abbiamo lasciato alle spalle, che è brutto soprattutto doverlo associare tutto a delle perdite, a delle cose che non abbiamo più, che fanno ancora più male, anche solo a ricordarle. Questo è drammatico. Speriamo che nel 2021, il prossimo annuario, oltre a parlare di tanti altri talenti, perché poi nella scrittura ce ne sono davvero tantissimi, sarà bello poter dire anche ci siamo riappropriati dei nostri spazi, delle piazze, dell'arena, di tutti quei momenti, di quelle opportunità. Un'altra è Elisabetta Fadini, presidente dei Rumors ed altro, che anche lei si è ritrovata con un bel cartellone con tutti i grandi artisti che dovevano venire al Teatro Romano, che poi alla fine sono stati tutti rimandati, e fanno un gran male, fa un gran male dentro. Ecco, tornando a Renato dei Kings, proprio con Mariangela Bonfanti, l'estate del 2019, ti ricordi, l'abbiamo presentato con il suo caffè amaro, era già un po' sofferente, però sempre con quest'animo generoso, con questa con carica. La musica dentro. Sì, è bravissima, proprio con la musica dentro, sì, è stata una perdita importante quella di Renato. Albi, c'è un messaggio di una nostra amica, una tua fans in particolare. Buonasera a tutti, vai Albi, scatenati con il leone. Mara Bresciani del segno del leone. E allora, cosa hai preparato per il leone, Albi? Allora, il leone, che è un segno di fuoco, allora pensa, fieri, carismatici, però anche un segno molto estivo, quando c'è molto caldo, guarda caso, il re, no? Si abbandona anche magari qualche pennichella. Quindi ho pensato, nel caldo torrido della savana, una canzone che fa così. A whim away, 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 a whim. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. We on the way. Quindi dedicata anche a Mara, la leonessa. Sì.
Poi, salutiamo Mara e salutiamo Gennaro che ti manda, probabilmente è un tuo fan, vero? Questo Gennaro. Hai segnato È il mio leone, cugino, Gigi, grazie. perché Ah, poi è tuo ci dimentichiamo. cugino? Cugino da vicino Prato, e adesso non ricordo la città, per cui perderemo tutta la serata a ricordarmela quando poi abbiamo dei buchi ed altro. Ecco, è un altro grande appassionato di teatro, è venuto via anche lui da Torre del Greco tanti anni fa, e con la moglie, e nonostante i suoi impegni di lavoro, familiari, hanno una figlia e quanto altro, sono legati ad una compagnia teatrale che fa spettacoli non solo in Toscana, è stata anche qui a Verona, è stata premiata un po' di anni fa. Ecco, ed è bello che poi alla fine il teatro, che dà uno spirito aggregativo altissimo a chi lo frequenta, possa in qualche maniera non fermarsi, ma avere la sua coda che si prolunga anche in qualsiasi altro contesto, posto e opportunità. Non è il luogo che fa l'arte, ma è quello che fa, è l'artista che fa il luogo d'arte. Allora, siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di trasmissione, quando noi sfogliamo un po' l'album dei ricordi, no? E allora io partirei proprio con Mariangela Bonfanti, perché ci ricordava prima le sue prime esperienze sul palcoscenico, no? C'era Gianni Masera all'epoca che organizzava il Gianni, Cantagiro. grande Gianni. Cantaveneto. Sì, me lo ricordo, Gianni, sì. Cantaveneto. Anzi, mandiamo un saluto a Gianni, perché Sì. so che circola anche lui sui social, e quindi magari Sì, organizza ancora ci sta qualcosa sentendo. Gianni Maser, quindi sì, Stati dei infatti, momenti indimenticabili, perché veramente ci siamo divertiti tantissimo. 1975, Rivera degli Ulivi, Festival della Qui Canzone. era l'inizio proprio. Roberto Pugliero sì. con un papillon esagerato. Si era appena laureato, più o meno, aveva iniziato a insegnare all'epoca, sì. Oh, qui torniamo ancora indietro, 1974, la Riviera degli Ulivi Wow. era un po' la vostra Con riviera. Mia Martini anche. Mia Martini, sì, Ma sì. poi non so più, adesso non so. Dove eravate qui A esattamente? Bardolino, al teatro degli Riviera degli Ulivi, infatti. E quindi una manifestazione era popolarissima. Era una bella manifestazione con tra l'altro degli ospiti molto importanti che venivano invitati, erano 2 o 3 serate, se non ricordo, mi ricordo che c'era Marcella Bella, c'erano i Nuovi Angeli, Mia Martini, Minoritano anche mi pare. Era un concorso canoro, quindi l'orchestra che accompagnava i cantanti e io e Roberto Pugliero presentavamo. Quindi il tuo percorso è stato prima di palcoscenico, di presentatrice di eventi musicali, Poi e la radio. poi la radio. E poi la televisione e il giornale in contemporanea, perché la radio e il giornale era il Nuovo Veronese all'epoca, e quindi siamo partiti un po' insieme, perché io sono stata il primo volto di Telenuovo nel 79, c'erano le prove tecniche di trasmissione, la prima persona umana, primo umano che è apparso, ero io nella notte di Natale che ho presentato il film d'Arsu Uzala, Il piccolo uomo delle grandi pianure, con un chroma key come questo che hai tu, verde, che in realtà era un asciugamano di una nota bibita, perché era una pubblicità, e quindi io alla fine della presentazione dicevo, vi ricordo che con Dai, è meglio. fallo in telecamera, dai, ripercorriamo questo momento. Dai. Signori e signori, buonasera. Telenuovo trasmette tra poco il film d'Ersu Uzala, Il piccolo uomo delle grandi pianure. Posso fare la pubblicità? Assolutamente. Allora versavo la Coca-Cola, poi dicevo, e ricordate, con Coca-Cola è meglio. Grande Mariangela. Mentre a Gianfranco Iovino, lui ha fatto di tutto, no? Perché è scrittore, giornalista, compositore, autore di testi. Ti manca un po' la TV. Potrebbe essere... Se diciamo che il tempo poi non è che ce ne sia tanto altro. Io di mestiere faccio tutto altro. Io sono direttore commerciale di un'azienda importante a livello nazionale che si occupa di sicurezza, per cui diciamo che quello è il mio sostentamento primario. Il resto viene ritagliato. Il resto, diciamo, brava, sono tutte passioni. Il giornalismo alla fine è una passione importante che mi porto dietro da sempre. La scrittura è una conseguenza del non poter fare il teatro. Perché poi comunque noi siamo la risultanza di quello che siamo stati, dei nostri sogni, delle nostre ambizioni. Mi piace, l'ho letto da qualche parte, non ricordo di chi è, ma è bellissimo. Noi troveremo sempre una penna per scrivere il presente del futuro.
quello che non riusciremo mai a trovare però è una gomma che ci cancelli il passato. Sì. Gennaro Bravo, dice il teatro è vita, giustamente, giusto. parafrasando quanto dicevi tu. Allora, io direi, ti faccio fare un provino, dai, da direttore commerciale di una grande azienda a annunciatore televisivo. Potresti annunciare Albi che presenta il prossimo segno zodiacale. Vediamo come lo Qual è? ma- Mancano i gemelli. Adesso dopo tante Sì, parole, gemelli, tante belle discussioni, è il tempo di tornare alla musica, associarla ai segni zodiacali, fare silenzio e perderci nella bellissima e spettacolare armonia di Albi. Adesso come faccio? Grandioso. Ho messo in difficoltà. Allora, gemelli me li ricordo perché io sono dei gemelli, allora non dico niente del segno ovviamente, però vi dico solo che la canzone è delle gemelle Kessler. La notte, la notte è piccola per noi, troppo piccolina. C'è poco tempo per ballare e per cantare. Se il giorno è lungo da passare, la notte vola. La notte è piccola per noi, troppo piccolina. Ma per chi canta come noi, insieme a noi, per 1000 ore durerà un'ora sola. La notte è tenera, tenera, giovane, giovane, splendida, splendida, bella da morir. La notte è piccola per noi. Bravissimo, Per i bravo, gemelli. Albi. Allora siamo arrivati a 7 segni con i gemelli. Facciamone dai subito un altro, il segno numero 8. Allora, senti, cancro, segno d'acqua, romantico, passionale, quindi acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere nei tuoi occhi innocenti. Posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Bellissima. Giusto? Bella. Senti, la bilancia per esempio. La bilancia la bilancia è un segno d'aria, giusto? Vero? Sì, E sì. fa così. Siccome, scusami, della bilancia abbiamo un altro cantante importante che è Zucchero. E quindi facciamo un pezzo di Zucchero. Donne in cerca di guai, donne al telefono che non suona mai, donne in mezzo a una via, donne allo stando senza compagnia, donne, oh donne, donne. Era per la bilancia. Sì, assolutamente, bellissima canzone. E sfogliamo qualche foto anche di Mariangela Bonfanti. Dai, abbiamo in archivio, abbiamo estratto qualcosa, ecco, le donne del vino, perché tu sei stata e sei tuttora grande protagonista delle donne del vino. Sono vice delegata e poi vicepresidente regionale dell'associazione che in Italia conta 900. Qui sono con Alberto Bagnani al tuo compleanno. Che bello, ciao Alberto. Sì, è un'associazione importante in tutta Italia. Qui siamo ad Anteprima a Marone con Corinna Giannesini, anche lei con noi, con me, con Alessandra Boscaini dei Vini Masi, a capo della delegazione veneta. Racchiudere, diciamo, più che altro, raggruppa meglio donne produttrici di vino, quindi che producono il vino, titolari di cantine, poi ci sono enotecarie, enologhe, sommelier. Qui siamo recentemente Con Solimano, sì, questa era un'inaugurazione nelle zona Filippini, botteghe artigiane, del nuovo mercatino chilometro zero della Coldiretti. Sì. E qui sono con la mia gemella Virginia Vinco, siamo nate tutte e due il 3 dicembre.
Lei lavora a Telenuovo, è figlia del direttore di Luigi Vinco e questa è una bellissima storia perché l'ho aspettata quando doveva nascere e non si sapeva esattamente la data. Ho detto, va a vedere che nasce proprio il Che 3 bello. dicembre. E che cosa succede? Lei è nata il 3 dicembre e l'ho vista crescere poco, a dir la verità, però sapevo che c'era e ci mandavamo gli auguri ogni volta attraverso i genitori. Quando è diventata più grande lei, ha iniziato lei a contattarmi, ci trovavamo, perché lei lavorava a Milano, tra l'altro a RTL anche negli Certo. anni passati, però il 3 dicembre ci si trovava per farci il regalino, diciamo, scambiarci un regalo e farci gli auguri, sempre. Bellissimo. Mancano 3 segni, mi sembra, Albi. Se li hai segnati tu. Lo Scorpione, Allora, lo Scorpione non l'abbiamo fatto, No. è vero, lo Scorpione. Allora, Scorpione è un segno d'acqua ed è molto rock, d'accordo? E pensa che c'era, ve lo ricordate probabilmente, un gruppo tedesco che erano gli Scorpions. Ah, E io ho beh. pensato di fare proprio un pezzo degli Scorpions, che è Wind of Change. The future's in the air, can feel it everywhere, blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moments of the glory nights, when the children of tomorrow things wake in the wind of change. Di Scorpions, eccolo qua. Bellissimo, Anni 80, bellissimo. anni 80. Allora, il Sagittario l'abbiamo mi manca fatto. solo il Toro, mi sa. Il Toro, manca solo il Toro? Manca, ce l'hai il Toro? Le Il toro caratteristiche ce l'ho, allora il toro, sì, beh, il toro sì, anche perché, allora, scusa, beh, tanto segno di terra, ricordiamolo, coraggiosi, mi sono scritto, caparbi, determinati, teneri e pazienti, come una stagione che secondo me è... Respiriamo l'aria e viviamo aspettando primavera. E come no quest'anno, Siamo come i fiori prima di vedere il sole a primavera. La 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 la. Ci sentiamo prigionieri della nostra età, con i cuori in catene di felicità. Si respiriamo nuovi amori aspettando che venga veloce anche, primavera. Sì, sì, primavera, sì, 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 sì. Allora, mancano 5 minuti, tiriamo le fila di questa puntata insieme. Gianfranco, cosa ti aspetti per il prossimo futuro? Mi aspetto che queste canzoni si possano tornare ad ascoltare negli stadio, in posti di aggregazione assoluta, perché credo che la musica sia davvero la nostra colonna sonora, che ha segnato tempi, mode e modalità. Il romanzo precedente sono solo canzoni, ne ho raccolto 18 di questi, delle canzoni più importanti, credo che la genialità di Battisti, Dalla, De Gregori e quanto altro, per crearne delle storie inventate, perché credo che davvero dentro ogni canzone che noi ascoltiamo c'è qualcosa di noi, che la adottiamo e la facciamo nostra. E il mio augurio è che si possa tornare presto a cantare per strada, a squarciagola e non più su un poggiolo, la nostra voglia di gridarlo al cielo, al mondo, che vivere è bello e vivere in libertà. Bello, bello, bello. Come sono d'accordo con te, Bellissime le parole di Agata. Rimando il messaggio perché insomma dedicato un po' a tutti noi, un programma pieno di sole e di calore, si definisce così. Attenzione Albi, perché abbiamo dimenticato l'Ariete e mettersi contro gli Arieti È il mio ascendente, è quindi guardati pericolosissimo. bene. Allora, prima della Allora, infatti chiusura che non so- e magari del saluto di Mariangela, andiamo con il segno dell'Ariete. Allora, segno molto rock, quindi energico e Vedi? impetuoso, quindi Anche veramente... l'ascendente ho visto. Allora, senti cosa ti va, anche perché tra l'altro guerriero passionale, quindi viaggi eccetera, quindi motocicletta 10 HP tutta cromata e tu a 16 sì, mi costa una vita, per niente la darei, ma ho il cuore malato. E in veronese si dice
e sono senza skate. Giusto? Sì, assolutamente, assolutamente. Siamo davvero in chiusura. Allora, io vi ricordo, Io sono Paola, l'ultimo romanzo di Gianfranco Iovino, che ringrazio per la partecipazione a Noi del Civico. Seguite su Telenuovo Il bene di vivere, la rubrica di Mariangela Bonfanti, una rubrica carica di ottimismo e di buone sensazioni, no? che ci vogliono in questo momento particolare. Un saluto, Mariangela, ai tuoi telespettatori veronesi. Un augurio allora per il prossimo futuro, ma prossimo proprio, di viverci tutti la vita, prenderla con leggerezza, senza pensieri, e di viaggiare. Sì. E poi ascoltate Albi con la sua musica, perché insomma è importante anche andare ad aiutare gli artisti che in questo momento sono, io dico, allo starter, no? Sono pronti per partire e non attendono altro che finalmente stiamo galleggiando. si possa tornare ad esplodere, come si dice, sui palcoscenici di tutto il nostro territorio. Grazie a voi della cortese attenzione, ci potete trovare in podcast sulla pagina di Noi del Civico 2662 e noi vi diamo appuntamento a lunedì prossimo dalle 18 alle 19. Regia Pablo Tarocco, Andrea Colognese, ci seguite oltre che su Facebook anche sul canale Avelia HD di YouTube. Grazie a Mariangela Bonfanti, grazie a Gianfranco Iovini, a Albi Saraorni e a tutti voi per l'attenzione. Grazie, ciao, a lunedì. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo! Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Vuoi vedere tutte le partite del miglior basket italiano, comprese la Serie 2 e la Serie B, tutti i playoff e la tua squadra del cuore? Abbonati ad Internet con Avelia. È nata Internet Flash, la nuova offerta di Avelia per Internet a casa o per la tua azienda. A partire da €29,90 la velocità di Internet sino ad 1 giga, annullamento del canone Telecom e chiamate verso tutti, tutto incluso. Abbonati subito e ricevi in omaggio un abbonamento LNP Pass, la TV della Lega Nazionale Pallacanestro, per vedere in streaming con la fibra di Avelia tutti i match della Tezenis Verona. Solo €29,90 e attivazione scontata del 50%. Chiamaci subito allo 045 92 00 030. Poi...